ringraziare i presenti, scusandomi anche perché l'affluenza sabato mattina è ancora poco, perché gli orari sono sempre tentativi purtroppo, ma quello che a lui interessava, dato l'oggetto del convegno, che è un confronto tra l'agricoltura della Sardegna e i paesi del Maghreb, che ci siano le persone addette ai lavori e le presenze che sono presenze significative, in quanto poi tutto questo discorso verrà raccolto negli atti del convegno e verrà ampiamente pubblicizzato all'interno delle scuole e delle istituzioni e delle associazioni. Ci sono diversi relatori e io inizierei a dare la parola subito a Carlo Salis in rappresentanza della Fondazione di Sardegna che ci ospita in questa nostra manifestazione. Bene, io è con piacere che porto il saluto della Fondazione che ha sostenuto questa iniziativa dell'Associazione degli ex parlamentari, che si colloca questa iniziativa nell'ambito di un filone che la Fondazione ha cominciato a percorrere in questi ultimi anni, che è quello di provare ad intensificare le relazioni fra la Sardegna e il Mediterraneo nordafricano, e prevalentemente. Relazioni debolissime, relazioni commerciali troppo deboli, culturali un po' meglio ma sempre deboli, e scientifiche. La più forte delle iniziative che abbiamo promosso in questa direzione con questo disegno è la creazione di una, chiamiamola così, insomma, il termine non mi piace molto, ma insomma, comprendiamoci, di una borsa di studio per ragazzi dei 3 paesi che stanno dinanzi alla Sardegna, Tunisia, Algeria e Marocco, per venire a studiare nell'Università di Cagliari e di Sassari e venire a fare un ciclo di studi intero, cioè non un approfondimento di 1 mese, 2 mesi, fare 3 anni, vivere 3 anni da noi, imparare la lingua, anche qualcosa della nostra lingua sarda, la cultura, fare amicizie, relazioni, avere nel telefonino tanti numeri di telefono di ragazzi, colleghi, ragazze sarde conosciute in Sardegna, avere i numeri di telefono dei professori con cui hanno studiato, cioè stabilire una relazione che possa avere degli sviluppi certamente sociali e culturali e certamente anche sociali ed economici. In questo senso abbiamo cercato di orientare, naturalmente non obbligare, ma orientare i ragazzi che abbiamo ospitato prevalentemente verso discipline che abbiano un terreno comune fra Sardegna e i paesi del Maghreb, e quindi l'ambiente, l'agricoltura, l'agroindustria, la pesca, il mare, cioè gli argomenti che abbiamo in comune, perché se un ragazzo tunisino o marocchino studia il bosco mediterraneo, studia l'agricoltura mediterranea, i frutti principali dell'agricoltura mediterranea, studia Sardegna e studia Tunisia, studia Marocco, studia cose simili. Scherzosamente ci dicevamo con degli illustri accademici anche qui presenti che se parliamo di capra, un conto è la capra mediterranea, ma se saliamo su e parliamo di capra in Olanda stiamo parlando di un altro animale, cioè stiamo parlando di una cosa che è diversa, è un'altra cosa. Ecco perché abbiamo cercato di orientare. Ora il nostro tentativo, siccome questa cosa è andata molto bene, i ragazzi sono venuti l'anno scorso, sono circa 100, sono 90 per la verità,
perché l'ambasciata italiana algerina ha veramente fatto il fiscale stupidamente, fatemelo dire, tanto qui non ci sente nessuno. Questi ragazzi hanno la media del 27, sono arrivati senza saper parlare l'italiano e hanno subito conseguito buoni voti, si sono subito distinti per applicazione e serietà. Tra l'altro abbiamo visto dei ragazzi che hanno anche dei ragazzi e delle ragazze. Questi sono il numero pari, ragazze e ragazzi, questi 90, che hanno difficoltà anche, alcuni hanno difficoltà fisiche e le hanno superate di malattia, le hanno superate brillantemente e per me sorprendentemente. Adesso il nostro tentativo, la nostra idea è di proseguire con questa iniziativa e vedere già di collegare questi ragazzi del Maghreb alle nostre aziende per fare i tirocini universitari, cioè legarli alla nostra società, alla nostra vita, e penso che avremo buoni risultati anche da questo punto di vista. La nostra idea è questa. Perché questa lunga premessa? Perché in questo caso la nostra adesione al convegno promosso dagli ex parlamentari non è solo dovuta per un'iniziativa interessante, come pure sono state iniziative interessanti e eccellenti quelle precedenti degli anni scorsi, ma è anche una sintonia di tematica. Noi vorremmo riuscire ad ottenere una mobilitazione della società sarda per moltiplicare questo fattore. 100 ragazzi sono una cosa molto bella, ma un'aspirazione nostra sarebbe di internazionalizzare le università sarde con l'arrivo di centinaia di ragazzi dai paesi del Mediterraneo, a studiare qui da noi, a formarsi con noi in uno scambio più univoco, non univoco. Questo sarebbe l'obiettivo, il desiderio, e dovremmo unire le forze. Questo investimento che noi facciamo, deve essere ben chiaro, ricade, ed è obbligo statutario per la fondazione, interamente in Sardegna. Interamente in Sardegna. I soldi che noi spendiamo per questi ragazzi vengono spesi interamente in Sardegna. E la nostra speranza è che allarghino la capacità internazionale delle università sarde e della società sarda. E questo Dio sa quanto c'è bisogno oggi di dialogo nel Mediterraneo. Il tema della pastorizia è il tema centrale, determinante, molto caratterizzante della pastorizia e dei suoi sviluppi. È molto caratteristico, è molto comune. Noi vorremmo tanto, e l'onorevole Carta e l'onorevole Maurandi ce l'hanno detto e abbiamo sentito con grande piacere, che gli esiti di questo convegno, gli esiti di questa discussione fossero diffusi, e lo si farà con la pubblicazione a cura dell'Associazione degli ex parlamentari e con degli atti di questo convegno e di quello che verrà, e della loro pubblicizzazione e diffusione nelle scuole. Questo a noi fa moltissimo piacere, ci sembra che sia una cosa lodevolissima, e quindi ringraziamo, questa volta siamo noi a ringraziare l'associazione per questa iniziativa. Consentitemi, concludendo, di salutare con un particolare calore gli ospiti che vengono dalla Tunisia e dal Marocco. C'è fra di loro un ragazzo che è arrivato da pochi mesi e ha avviato i suoi studi nell'Università di Sassari, nella facoltà di Agraria, e siamo sicuri che i suoi studi avranno esito brillante, e a lui in particolare, simbolicamente a tutti gli altri, per lui e a tutti gli altri, facciamo gli auguri di un bel soggiorno e di grandi sviluppi del suo soggiorno nella nostra isola. Grazie.